Non so perché, ma l'immagine mi sembra un pochettino troppo chiara, ma vabbè. Pazienza, direi che ce la caviamo lo stesso. Aspetto che i numerini salgano un pochettino, così diamo tempo a tutti i nottambuli di arrivare. Ok, direi che più o meno ci siamo. Si va. Ok, primi 100 già ci sono, quindi siamo in numero legale. E volevo aggiornarvi un pochettino su cosa sta succedendo e cosa dobbiamo aspettarci. Le vacanze di Natale sono state caratterizzate da Copasir, il caso Cecilia Sala, insomma, tutte questioni insomma, che avete visto. Ma chiusura della legge di bilancio e così via. Adesso il lavoro ricomincia con una cosa abbastanza importante che non so se è arrivata a maturazione, diciamo così, ma dovrebbe però ispirarci a qualche piccola riflessione, ed è la questione della Corte Costituzionale. Domani si inizia con un'ennesima votazione, forse magari non avete colto, insomma, questa cosa che sta succedendo da un po', vale a dire sono mesi che il Parlamento in seduta comune e che quindi voi capite anche dal punto di vista costituzionale è un momento abbastanza solenne, cioè è quando si elegge per esempio il Presidente della Repubblica che si trova al Parlamento in seduta comune. Ricordo che il Parlamento in seduta comune diciamo per prassi e anche per dettato costituzionale si riunisce alla Camera, non fosse altro perché ovviamente è più grande, e in questo caso avviene per appunto uno dei pochi casi in cui è prevista la riunione del Parlamento in seduta comune ed è per l'elezione dei giudici costituzionali. Ricordiamo che la Corte Costituzionale è composta di 15 elementi. Di questi 15 elementi sono così divisi: 5 sono nominati dalle magistrature, quindi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, e così poi ognuno ne elegge uno. 5, ed è un numero molto importante, cioè stiamo parlando di un terzo, vengono eletti dal Presidente della Repubblica e 5 vengono eletti appunto dal Parlamento in seduta comune con una maggioranza qualificata. Quindi cosa significa? Significa che se non c'è un'ampia maggioranza da parte politica, bisogna fare un qualche tipo di accordo con l'opposizione, perché se no altrimenti il giudice, il Parlamento non lo elegge. Questa cosa dovrebbe far capire di base quanto sia importante ovviamente la posizione del Presidente della Repubblica, perché se la maggioranza non riesce ad eleggersi da sola i giudici costituzionali che pensa di poter eleggere, e quindi deve in ogni caso concederne all'opposizione in qualche maniera, capite bene che stiamo parlando di una situazione dove probabilmente questi 5 saranno 3-2 a seconda della maggioranza pro tempore, una roba di quel tipo lì. Per cui significa che se il Presidente della Repubblica è di sinistra, come per carità, Mattarella, super parte, sì, però anche super partes, ma viene da quella parte lì, è talmente super partes che è dalla parte, la sua storia, quella lì, insomma,
Significa che, supponendo che il Presidente della Repubblica nomini 5 giuristi, ma lascia perdere di sinistra, diciamo anche soltanto europeisti, va? No? Più europeisti. 5 più 3 fa 8, e voi capite che già ci siamo, ecco, no? Mettiamola così, sono 15. Quindi se la maggioranza è di sinistra nel Parlamento, già soltanto quelli del Presidente della Repubblica più i 3 della maggioranza del Parlamento, e la maggioranza è fatta all'interno della Corte Costituzionale. Ci aggiungiamo che spesso e volentieri, insomma, dalle magistrature è difficile che arrivi il sovranista, il populista, no? E cose di questo tipo, e capite bene quanto la trappola sia servita, ecco, mettiamola così, no? Perché spero che tutti siamo sufficientemente consci del fatto che una Corte Costituzionale è un organo politico. Poi a me fa abbastanza ridere quando ci sono delle sentenze e la gente lo guarda come oro colato, perché dice sì, ma è una convenzione. Cioè è una convenzione che la Corte Costituzionale interpreti la Costituzione, che quindi quella lettura degli articoli della Costituzione tale per cui una legge viene dichiarata incostituzionale, tale per cui un referendum viene dichiarato incostituzionale o similare, sia corretta. Ma stiamo sempre parlando di una cosa che è come una sentenza. È una verità processuale, non è detto che sia la verità. Ci sono state ovviamente tante situazioni dove, senza dover andare troppo indietro nel tempo o similari, è abbastanza evidente che ci sono state delle letture che sono delle letture appunto politiche. Me ne vengono in mente 3 casi, tanto per dirne una. Primo caso, restrizioni Covid. Non dovrebbero essere costituzionali, ma scusate, ma noi abbiamo avuto persino dei parlamentari che non potevano andare a votare per il Presidente della Repubblica perché non potevano prendere il traghetto. Vi ricordate il caso, per esempio, di Guido De Martini, insomma, tanto per dirne una. Conclave, cioè riunione aperta per l'elezione del Presidente della Repubblica, e lui non poteva venire a Roma a votare il Presidente della Repubblica perché non c'aveva il Super Green Pass. E i traghetti si potevano prendere solo col Super Green Pass, voi immaginate un po'. Queste robe qua, una Corte Costituzionale che poi ognuno valuta le cose col suo di occhio, mi rendo conto, ma una Corte Costituzionale che faceva anche una lettura, secondo me, distratta di quello che devono essere le libertà costituzionali, avrebbe detto che non era ammissibile, così come il Green Pass per lavorare in generale, cioè nel senso, se una repubblica è fondata sul lavoro non può esserci un diritto tiranno rispetto agli altri, no? Pur nel bilanciamento dei diritti fondamentali, ma se la repubblica è fondata sul lavoro tu non puoi subordinare il diritto al lavoro a niente. Eppure il sacro Green Pass approvato dalla Corte Costituzionale, in particolar modo dalle sentenze dell'esimio giudice Sciarra, messo da 5 Stelle oltretutto nella lottizzazione, nella scelta dei candidati passati della Corte Costituzionale. Infatti anche lì, no, questo fu eletta quando c'era la legislatura quella del 2013, quindi risultava un giudice di opposizione. Io già lì qualche dubbio dovevo averlo, insomma, no? Perché dice, ma perché 5 Stelle, no? Che quindi sono l'opposizione, quindi non hanno neanche da dover far vedere qualcosa, eleggono una come la Sciarra, che è nomina una come la Sciarra che bastava guardare due secondi delle cose che scriveva per vedere che era un europeista a 24 carati, no? Cioè di quelle sub più Europa. Vabbè, quindi si doveva capire molto prima, però uno poi ci spera sempre, e anche tutto sommato sospettandolo
Alberto ha scritto tante volte su Cufinomics cos'era, cosa serviva, però a un certo punto, quando c'era la possibilità di provare a fare il governo giallo-verde, vai a vedere le carte, no? Cosa fai? Non ci provi nemmeno. E quindi poi le carte le abbiamo viste, cioè un bellissimo giro lungo per tornare al PD, no? Un'operazione clamorosa. Le argomentazioni che sento da parte della sinistra, che dice ma è una vergogna, fanno le divisioni, le lottizzazioni, mi fa piuttosto ridere, tenuto presente che in questo momento il presidente della Corte Costituzionale è un ex deputato del PD, ecco, Barbero. Siamo sempre lì, insomma, va tutto bene fino a che lo fanno loro. Stesse robe del fact checking di Microsoft e cose di questo tipo, va meno bene. Se lo facciamo noi, invece, lesa maestà, vergogna, così, perché? Perché il pensiero unico è l'unico che deve poter funzionare, no? In questo caso è il pensiero del PD. Al momento, quindi, ci sono 4 giudici da nominare. L'idea dovrebbe essere che per decidere in modo parallelo con le opposizioni, che devono poter votare anche loro, perché se no altrimenti mancano i voti per riuscire a nominare i giudici costituzionali, è quello di concedergliene uno. Sempre leggendo i giornali sembra che in realtà se ne conceda 1,5, perché non lo so, cioè non sono certo uno di quelli che sta facendo le votazioni per i giudici o le assemblee o le riunioni di maggioranza per eleggere i giudici costituzionali. Dal mio punto di vista bisognerebbe, secondo me, fare un'unica domanda per le vie brevi ai possibili candidati ed è relativa alla superiorità o meno del diritto nazionale rispetto a quello dell'Unione Europea. Pensi tu, possibile candidato alla Corte Costituzionale, che il diritto nazionale e la tua stessa Corte Costituzionale debba essere sovraordinata al diritto dell'Unione Europea? Sì, va bene, saresti da prendere in considerazione? No. Ma ripeto, siamo una legislatura indifesa, non sono leader di partito, né credo che lo sarò mai, e quindi non sono io a fare le riunioni con gli alleati, non so che cosa chiedono, che cosa dicono, che cosa pensano, quindi staremo a vedere. Io l'unica cosa che ho potuto fare è, come sempre succede quando ci sono questi snodi, no? Dare consigli o proporre nomi. È evidente che ci sono giuristi e non sto lì a dire se uomo o donna quello che penso, ma che credo che siano assolutamente insigni e meritevoli di poter andare alla Corte Costituzionale. Questa è l'unica cosa che posso fare, poi vedremo cosa e quanto si farà. Se sarà raggiunto un accordo, allora domani si voterà. Se non si è raggiunto un accordo al momento sui nomi, anche domani scheda bianca, fino a che non si voterà il nome. Ma capite che questo è già uno, diciamo, degli snodi abbastanza importanti per il futuro. Lo so che poi alla gente viene in mente la semplificazione del mondo, ma tanto arriva Trump, ma tanto arriva Musk, ma tanto arriva chissà che cosa, e che quindi allora chi se ne frega di questi bizantinismi. Certo, da un lato magari lo penso anch'io, ma è più una speranza che una certezza, cioè noi dobbiamo essere pronti a gestire le cose con le regole che ci sono al momento, perché altrimenti si rischia di essere degli illusi. Per cui
non è che non dobbiamo interessarci della Corte Costituzionale perché tanto succederà qualcosa, bisogna interessarsi anche della Corte Costituzionale, che in ogni caso, ricordiamo, potrà essere cambiata davvero come possibile orientamento soltanto dopo l'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica. Ricordiamo che il nuovo Presidente della Repubblica verrà eletto dalla prossima, a meno di cose che nessuno augura a nessuno, ma comunque verrà eletto dalla prossima legislatura, motivo per cui bisogna stare molto attenti, e questo lo dico a chi, nonostante tutto, nonostante le 1000 spiegazioni che abbia dato e cose di questo tipo, ancora tante volte passa del gran tempo a criticare o diciamo a esercitarsi nella nobile arte del non vi voto più. Allora, finché sono i troll mandati al PD, ogni tanto ve ne faccio vedere uno, ce ne sono altri 1000, insomma, ve ne faccio vedere uno alla volta per vedere che cosa si fa, ma ogni tanto trovo qualcuno che invece si diverte in modo spontaneo a fare il troll del PD, no? Oddio, ti critico, ma non ti voto più. Allora, ve la dico proprio così, con il cuore in mano. Ma credete che io sia cretino? Ma avete bisogno voi, se c'è qualcosa che non quadra, di venirmi a dire ma guarda che quella cosa lì non quadra, perché sennò te magari non te ne sei accorto? Ma e il 99% delle volte sono cose che vi ho detto io. Ma se sono cose che vi ho detto io, ma per quale motivo vieni a dirmi ma vedi, non hai fatto questo, non hai fatto quest'altro, non ti voto più? Ma cosa vi manca per capire che si fa quel che si può? No, perché cioè in certi casi veramente mi pare che questo concetto non sia ancora passato. Cioè, ogni giorno che il Signore manda in terra, io, in quanto vostro rappresentante, sono qui a tirar la carretta dalla parte che tutti voi sapete che è dove la voglio tirare. Tutti i giorni. Cose che vedete e cose che non vedete. Ma secondo voi, ma non arrivano ogni giorno le risoluzioni, le proposte di legge, le cose che gli emendamenti o similari partoriti da quella fucina degli orchetti che sono tutti palazzi, ministeri, le cose, i nostri stessi partiti che ogni tanto cacciano fuori delle bambanate. Ma guardate che è una guerra costante, continua. Ma ma se io vi facessi leggere ma se vi facessi leggere delle risoluzioni che arrivano per il voto in questa o questa situazione, scritte dal legislativo di Fratelli d'Italia, scritte dal legislativo di Forza Italia, e quindi dovrebbe andar bene, e che noi in qualche maniera riusciamo a fermare perché sembrano scritte da Spinelli. Ma c'è una battaglia costante, ma non c'è bisogno che vieni tu a dirmi la cosa ovvia, dimmi una cosa che non so. E se per caso qualche volta delle 10 palle che arrivano ne fermiamo 8 e ne passano 3, perché sono 11, ma perché ce n'è sempre una in più, no? Che te la tirano anche oltre alle 10 che vedi, quindi sulle 10 che ti tirano 8 ne fermi, ne passano 3. Ecco, e tu ti domandi, ma l'ultima da che parte è arrivata? Ecco, ma di quelle 3 lì, le 2 che dovevi vedere e l'1 che non hai visto, è perché non sei riuscito a fare meglio. Ma tu puoi avere delle legittime aspettative sul fatto che il tuo rappresentante doveva riuscire a fermare le 2 che si vedevano e anche quella che non si vedeva, no? Quindi io t'ho messo lì perché tu le devi fermare tutte. Con il tuo 9% che ti ho dato, no? Devi riuscire a fermare tutto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma questo, guarda, io ci sta, cioè nel senso, uno può tranquillamente pensare che si possano fare meglio le cose, mica penso di essere lì a fare il meglio sempre, no? Ma quello che è faticoso, insomma, da digerire, è pensare che no, che non abbia voluto farle passare. Si fa sempre quel che si può e purtroppo le forze del nemico sono ancora attive. Ma sono state attive per 4 anni di legislazione Trump. E cosa credete? Che adesso che Trump pure le sa tutte non ne troverà di queste difficoltà? Ma figurarsi, cioè non appena un po', adesso sono all'interno del deep state e così via, sono sicuramente molto convinti che è successo davvero una specie di rivoluzione, ma qualche bastone fra le ruote cercheranno di metterglielo, cioè vanno a condannarlo il giorno prima praticamente dell'insediamento per la roba della pornostar lì, ma cioè, cosa credete, che dormono? Oppure che non appena si apre uno spiraglio per potergli rompere i coglioni a Trump non glielo faranno? Ma certo che glielo faranno. È una battaglia costante e continua, e dall'altra parte, da una parte c'è la gente, cioè voi, no? Per tramite dei vostri rappresentanti e della forza che gli date, e dall'altra parte ci sono anni, decenni e così questo tipo di posizionamento in trincea in tutti i palazzi e così via di tutta una serie di persone che hanno un atteggiamento militante. Questo è l'unica soluzione che mi viene in mente per cercare di gestire meglio le cose, no, nel vostro interesse, è dare più forza ai vostri rappresentanti. Se invece voi pensate che facendogli il paiolo in pubblico, dicendogli non ti voto più perché oddio mi hai alzato i limiti di velocità, le sanzioni per i limiti di velocità, mi hai alzato i limiti, le multe per l'alcol e così, poi non è neanche vero, quindi cioè, i limiti di velocità sono ancora quelli, il tasso alcolemico è ancora quello, le sanzioni sia per i limiti di velocità che per il tasso alcolemico sono ancora quelle, fatto salvo per il mitico alcolocche, che però dovete essere condannati in tribunale per aver bevuto e poi cioè oltre 0,8 ancora finire nelle grefe. Io non so, a me il palloncino non l'ha mai fatto. Non deve essere semplicissimo essere preso 2 volte con il tasso alcolemico oltre lo 0,8%, che ricordiamo significa aver bevuto più di una bottiglia, ma non perché 0,7 centilitri, ma perché il tasso alcolemico per un uomo di 80 kg di una bottiglia di 0,7 non arriva a stomaco pieno, non arriva a 0,8 di tasso alcolemico. Quindi significa che tu non dovevi cazzo esserci al volante di quella macchina dopo esserti bevuto più di una bottiglia, e ciò nonostante lo fai un'altra volta, cioè, quindi non è che ci stiamo parlando di chissà che liberticida. Io l'avrei fatto meglio, sì,
non lo so se l'avrei fatto meglio, l'avrei fatto diverso, sì, l'ho detto, cioè io volevo almeno i 150 all'ora in autostrada, cioè la mia impostazione è molto del punto di vista allargo i parametri e poi dopo dopo che ho allargato i parametri metto delle sanzioni più severe, perché significa che i parametri ora sono più larghi e quindi hai più libertà rispetto a prima, però dopo, a seguito di questa più libertà che viene concessa, prima che diventi imprudenza, folle, no? Cose di questo tipo, si mettono delle sanzioni più alte. Hanno tenuto così come era tutto, aggiungendo soltanto delle altre fattispecie, quindi non hanno aumentato le sanzioni, ma ciò nonostante, ma vi sembra che in ogni caso, per quanto si possa non essere d'accordo, noi dobbiamo andare a mettere, a dire, ah guarda, io però me la segno giù e quindi la prossima volta non ti voto più, non ti voto più, non devi votare più nessuno del centrodestra, perché il codice della strada è stato votato da tutti, quindi non è che gli altri hanno votato di malavoglia o meno. Quando c'era stato da fare la riduzione del canone, tanto per dirne una, è bastato che si tirasse fuori Forza Italia e non passava. Quindi il centrodestra, il codice della strada l'hanno votato tutti. Quelli del PD non l'hanno votato, ma non perché non erano d'accordo, perché invece volevano che tutti in giro così via, no, perché dicevano che era troppo, col fatto che c'è il decreto autovelox che va in parallelo col codice della strada e che quindi non c'erano droni che ti inseguivano da tutte le parti andando a beccare se per caso andavi a più di 1 chilometro all'ora come invece volevano loro. Dicevano che era una sanatoria, che era un Tana liberi tutti, andate in autostrada alla velocità che volete, basta guardare le dichiarazioni di voto. Hanno chiamato le dichiarazioni di voto in Senato quando non si può, è passato solo per seconda lettura, non è potuto essere modificato, lo chiamavano il codice della strage. Cioè, quindi ok, non ti è piaciuto quello che hai fatto, no? Invece di prendere e fare una cosa costruttiva, allora dici non ti voto più, così viene il PD. E dall'altra parte fa partire che l'autovelox possono anche non essere segnalati, che ti metto la scatoletta che direttamente nel momento stesso in cui tu aumenti la velocità oltre quella che è prevista ti toglie l'alimentazione della macchina. Non so, la fantasia è senza limiti di quello che possono fare. Poi dopo pensate che sia uguale, perché ogni tanto vi ma fate le stesse cose del PD. No, non facciamo le stesse cose del PD. Magari non facciamo le cose che tu hai in mente o che io ho in mente, perché bisogna mettere d'accordo tutti e sappiamo essere una legislatura indifesa. Al momento, magari cambierà idea, ma al momento l'impostazione data dalla Presidente è essere prudenti, non andare a fare la guerra al mondo, fare le cose con, diciamo, mentre gli altri sono tutti in difficoltà, far vedere che noi siamo quelli più bravi della classe. Ragione, torto, non lo so, però l'impostazione è quella, la maggioranza ce l'hanno loro come relativa. Il tuo argomento contro, nel momento stesso in cui tu vai a discutere perché non sei d'accordo, o si fa come dico io, cade il governo, ma capite che non vai tanto lontano, no? Perché cade il governo per far star meglio, non per far star peggio. Per cui in certi casi è una minaccia che forse puoi anche tirar fuori. MES, ma il MES magari lo votate, no, non lo voteremo mai, no, ma perché è una minaccia esiziale, non che qualsiasi cosa non è fatta secondo i nostri desiderata o i vostri desiderata o così questo tipo, puoi pensare di minacciare fine di governo similari, perché non si fa così, non è realistico. Insomma, tu devi portare avanti le tue idee sempre, ma tenere presente che in questo momento voi avete dato determinate proporzioni di forza. Queste determinate proporzioni di forza, ripeto, o fai cascare tutto o altrimenti condizionano l'andamento di governo. Per cui diamoci tutti una calmatina a inizio anno, perché ci sono delle cose importanti da portare avanti.
Le cose importanti da portare avanti, come vi ho detto, sono sia i giudici costituzionali e ci sono anche delle cose non piccole. Innanzitutto arriveranno prima o poi al pettine alcuni nodi che ci stanno a cuore. Uno fra tutti arriverà un provvedimento sulla sanità, no, dove poter discutere di legge Lorenzin, tanto per dirne una. Direi che soprattutto dopo anche tutto quello che sta venendo fuori, cioè se abbiamo uno Zuckerberg che direttamente si mette a dire che le questioni relative agli effetti avversi dei vaccini venivano soppresse, è perché evidentemente gli effetti avversi c'erano, semplicemente venivano censurate. Quindi sarà forse il caso di parlarne anche in quel caso lì, no? Per cui, insomma, una delle cose su cui bisognerà puntare ovviamente è quello. I giudici della Corte Costituzionale ve l'abbiamo detto, ci sarà il congresso della Lega che non è piccola cosa. Bisognerà cominciare a preparare alcune elezioni che saranno molto importanti. Vedete che per alcune regioni c'è l'argomento del terzo mandato, no? Il Veneto, la Campania, la Puglia, no? Cose di questo tipo. Insomma, sono questioni rilevanti per diciamo quelle comunità e che saranno importanti perché ovviamente queste elezioni regionali, comunali, insomma, che ci saranno forse l'anno prossimo, più probabile fra l'inizio del 26, saranno quelle che daranno il tono, diciamo così, allo snodo degli snodi, sempre facendo finta che il resto del mondo non sia in rivoluzione, poi dopo ci arriviamo invece su come gestire quella. Ma se noi dobbiamo dire quello che possiamo fare noi al momento con le nostre mani, se il resto del mondo, facendo finta che il resto del mondo non esiste, è quello di arrivare vivi alle elezioni del 2027, mantenere per la prima volta dalla Seconda Repubblica la stessa maggioranza in 2 legislature consecutive, avere quindi la possibilità di eleggerci con i numeri definitivi, quindi non con i numeri che si pensava di avere, ma in un mondo tripartito non c'erano ovviamente per poter eleggere il Presidente della Repubblica. A quel punto la legislatura del 27 potrebbe essere quella, diciamo, quella definitiva, ecco, dove si possono cambiare le cose in profondità, perché a quel punto comincia a avere la maggioranza, il Presidente della Repubblica, condizionare in modo determinante, secondo le proporzioni che vi ho detto, la Corte Costituzionale, e mettiamo una pietra sopra a decenni di storia italiana che ci hanno portato a questa situazione non entusiasmante. Perché ragazzi, qui la storia è questa, cioè siamo ormai in decenni. Io scrivendo il libro, no, così come sto scrivendo, il MES è arrivato esattamente, cioè la vittoria contro il MES è arrivata esattamente 10 anni dopo quel 2013 in cui Salvini venne eletto segretario della Lega e quindi si impostò un certo tipo di argomento contro l'Unione Europea che prima non era nemmeno codificato. 10 anni. Ci arrivò 17 anni dopo il momento in cui io pensai di diventare, virgolette, attivista, cioè vale a dire in cui io scrissi il mio primo articolo sul giornale, no? Dicendo la mia in politica da uno che invece faceva tutt'altro mestiere e che quindi neanche pensava che potesse mettersi a fare politica attiva, no? Quindi stiamo parlando di tempistiche importanti, come vi ho sempre detto, quando vi dicevo i moti del 20, i moti del 30, il 48, la storia si muove per
periodi lunghi e non ci possono essere cedimenti. Ci sono delle ondate che voi vedete anche arrivare dal punto di vista di quello che ci arriva dall'estero, e adesso ci arriviamo. Ma in ogni caso i periodi sono lunghi e non bisogna scoraggiarsi e non bisogna credere o pensare che le questioni si sistemino con la bacchetta magica. In 2 secondi ci vuole una marea di lavoro ogni giorno, costante, continuo, ogni giorno, e ogni giorno serve avere il vostro supporto. Domani avrò la gioia di ricevere a Roma domani e dopo i primi 2 vincitori del Mini Fin Day, che vincono la visita alla Camera e al Senato con noi, e io veramente sono stra grato a queste persone che invece hanno capito tutto, cioè hanno capito che tipo di battaglia va impostata, come bisogna riuscire a darci forza nel momento giusto, quando, perché, e così via, perché se condividete le nostre idee, questo è quello che deve essere fatto, vale a dire il sostegno a quello che facciamo, in modo tale che possiamo essere anche di più, insomma, no? Cioè, non è mai uno, insomma, no? Cioè, riuscire a alzare i numeri, riuscire a aumentare le percentuali, riuscire a dare forza a una determinata idea, a non metterla nel binario morto del partito dello 0, che quindi fa pensare che quello sia il consenso di quell'idea, no? Insomma, sono tutte questioni che vi ho già spiegato e che secondo me dovrebbero ormai essere capite. Qualcuno l'ha capita perfettamente, qualcun altro evidentemente ancora no. Può essere che a questo punto, quindi difficile forse che la capirà in futuro, ecco, se non l'ha capita adesso. Altre cose fondamentali che devono e che saranno fatte all'interno dell'anno prossimo, ovviamente riguarderanno la questione giustizia. Fra le cose che sono incardinate al momento in Parlamento, ci sono degli argomenti non piccoli. Allora, il primo che ci arriva da discutere è il milleproroghe, dove è contenuto la cancellazione delle multe dei Novax, sì, insomma, di chi non ha voluto fare quel vaccino lì e che probabilmente, insomma, non aveva tutti i torti. È in questo momento in prima commissione, è stato assegnato in prima commissione Senato. Speriamo in bene. Il presidente è Balboni di Fratelli d'Italia, di quella commissione, e mi auguro che non ci siano sorprese di nessun tipo. Dopodiché, provvedimenti importanti che ci sono l'autonomia differenziata, che ovviamente è interesse di tutti riuscire a realizzarla nel modo migliore possibile, ma quella che invece trasversalmente credo che sia attesa è la riforma della giustizia. Mettiamo anche in un angolino il decreto sicurezza nella sua versione finale, che serve anche a gestire situazioni tipo le costanti indagini a chi ha una forza dell'ordine che fa il suo dovere o similari, che quindi sembra che tu non possa toccare nessuno, no, di questi criminali o similari, perché se lo fai è più probabile che viene indagato tu che lui. Quindi sono delle questioni non piccole, specialmente la questione della giustizia, capite che non è per niente piccola, e quindi bisogna cercare di essere assolutamente compatti, perché ci sono dei nodi direi interessanti, che pur all'interno di una legislatura
di difesa e quindi dove non ci si può aspettare chissà che stravolgimenti, chissà che rivoluzioni, è il caso di prestare tutta l'attenzione possibile. E poi ovviamente ci sono le cose che non dipendono da noi. Perché mi occupo relativamente delle cose che non dipendono da noi? Perché non dipendono da noi, ma ciò non significa che non guardi con grande interesse. E qui però la faccio breve, appunto perché non dipendendo da noi noi possiamo fare il giusto. Ci saranno delle elezioni molto importanti. Saranno delle elezioni molto importanti che passano per esempio dalla parte delle elezioni tedesche. Ci sarà l'insediamento del nuovo governo Trump, dove bisognerà, uno dei miei buoni propositi ovviamente per l'anno, è quello di intensificare i già ottimi rapporti che ci siamo costruiti in questi anni con quelli che al momento con cui nessuno voleva parlare, adesso sono tutti lì a fare la fila per parlare con questa gente, e in una maniera o nell'altra invece noi ci eravamo mossi in anticipo, e quindi bisognerà fare in modo di collaborare il più possibile con la nuova amministrazione americana, non perché dobbiamo fare i sudditi, ma semplicemente perché mi sembra che ci sia la coincidenza di molte idee su alcuni temi, e il primo di tutti è il meno Europa. E sulla coincidenza delle idee chiudo, perché mi sembra che un'altra cosa che non sia stato capito è: ma guarda che cosa dice Alice Weidel, ma guarda cosa dice Wilders, ma guarda cosa dice questo qui, ma guarda cosa dice questo qua. Sono sovranisti e dicono delle cose che sono diverse rispetto a quella che io vorrei dire. Ma è normale. Io non ho mai approfondito che cos'è che voglia fare Alice Weidel o chi per esso di Alternative für Deutschland per quello che riguarda la sua politica economica. Pensa che bisogna fare la parità aurea vuole il marco aureo, forse non ha neanche capito che cosa significa. Vuol fare la parità col dollaro, vuol fare Milei, vuol tagliare la spesa pubblica, vuol la motosega e tutte queste gianninate. Ma che faccia il cazzo che vuole, a me non interessa. Cioè, uno a casa sua può fare e deve fare quello che vuole. Poi immaginalo, viene a dire un leghista, cioè io voglio essere padrone a casa mia, non padrone a casa degli altri, per cui chi se ne frega di cosa vogliono fare loro, cioè, ma proprio non mi può interessare di meno. A me interessa solo una cosa: mi interessa che queste forze siano delle forze meno europeiste, mi interessa che non vogliano fare debito comune, mi interessa che non vogliano fare l'esercito comune, mi interessa che non vogliano fare più integrazione o cose di questo tipo. Ho sentito dire che vogliono uscire dall'euro, ma magari, ma ve lo ricordate, no? Il manifesto di solidarietà europeo, quel punto di vista molto importante in cui si descrisse cos'era la maniera migliore e più indolore di smantellarlo l'euro? La risposta ed è una cosa di 11 anni fa, la risposta era: se ne deve andare la Germania dall'alto per riuscire a smantellarlo prima. Ma quindi se Alternative für Deutschland prende l'80% e esce dall'euro, dall'Unione Europea, dalla galassia, poi che cacchio fa al suo interno? Non me ne frega nulla, cioè, dimezza la spesa pubblica, la triplica, ma faccia il cavolo che vuole. A me l'importante è che continuino questa rivoluzione che io sto vedendo in giro avvenire in giro per il mondo, contro quel tipo di pensiero unico dove certe cose non potevano essere messe in discussione. E se quelle cose, fra le cose che non potevano essere messe in discussione, c'era anche il meno Europa e c'era anche la moneta. Qualcuno forse si ricorda, insomma, no? Il no a Paolo Savona. Il no a Paolo Savona venne dato non perché era antipatico, ma perché aveva osato in passato discutere, mettere in discussione l'euro. Ecco, quindi significa che al momento in Italia, no, quello che possono essere le idee contro una maggiore integrazione europea o contro la moneta unica non hanno ancora diritto di parola, insomma, non possono essere discusse, non si può fare un dibattito di nessun tipo che non sia quello che abbiamo già fatto, insomma. Cioè, il massimo che si poteva fare era dal punto di vista della divulgazione era quello che abbiamo fatto. Il libro aiuterà anche a dare una ripassata a qualcuno che magari
all'epoca non c'era, però mi auguro appunto che con questa caduta di muri, limiti, paletti, così di questo tipo, si possa ricominciare a parlare anche di macroeconomia, si possa cominciare a parlare di ragioni della stagnazione, si possa cominciare a parlare di cretinaggine delle regole attuali, di quanto avremo bisogno di fare più investimenti e che non possiamo fare, perché ci siamo autoscelti delle regole che sono molto stupide. De Grauwe ha fatto un articolo dove descrive con la bellezza della sua prosa e l'altezza della sua scienza economica, no? L'acqua calda, vale a dire qua tutto non funziona, non ha ancora il coraggio di nominare la moneta innominabile, prima o poi lo farà. Ricordo che è lo stesso che in un modo molto lineare ha detto che il debito pubblico in teoria non era un problema, perché volendo può essere cancellato quanto si vuole, semplicemente azzerando i titoli ricomprati a suo tempo dalle banche centrali. Quindi De Grauwe ha capito tutto, insomma, no? Cioè, lo sa perfettamente come vanno le cose, e anche lui non ha il coraggio di nominare l'innominabile moneta, ma per il resto, insomma, sta cominciando, una sua funzione ce l'ha, insomma, e certe assurdità, cioè vale a dire certe cose, certi neri che venivano chiamati bianchi dai portatori della neolingua del vecchio regime stanno cominciando a cadere. Accontentiamoci di questo, cerchiamo di accompagnarlo il più possibile. Non dipende da noi quello che succederà all'estero, però tutto quello che è nella direzione della rivoluzione che sta avvenendo e che ogni giorno, insomma, vediamo avvenire, perché guardate anche nel caso dell'Austria, cioè è il neonazi, sì, Kickler, neonazi che cosa? Cioè, i neonazi sono semplicemente le etichette che vengono date per dire che uno è impresentabile, che non si può votare. Però magicamente, guarda caso, si è passati da un'impostazione dove dice: ah sì, ok, lui ha vinto le elezioni, ma noi facciamo tutti contro di lui, no? E quindi andiamo a governare noi. È bastato il risultato delle elezioni negli Stati Uniti che già questa questione sta venendo messa in discussione e si dice: ma no, forse facciamo, magari vediamo se è possibile fare il modello Meloni. Quindi dalla maggioranza Ursula in Europa si sta passando alle maggioranze Meloni. Io l'unico rammarico che posso avere è che noi siamo sempre stati i primi in tutto a spiegare, a dire, a raccontare cosa sarebbe successo, o determinati punti fondamentali che ancora non vengono affrontati, appunto, in tanti dei partiti virgolette sovranisti in Europa, no? Che sono molto indietro tutti sull'elaborazione economica rispetto a quello che abbiamo fatto noi, e nonostante noi siamo arrivati prima di tutti gli altri, magari arriverà prima qualcun altro alle conclusioni, ma non importa, insomma, noi non siamo gelosi, l'importante è cercare di essere preparati sempre su tutto. Voi lo sapete, dormite con gli occhi aperti, siete già 1200 adesso, quindi significa che, insomma, gli occhi li avete ben aperti, e mi raccomando, non crediate che ci si può rilassare e calmini ogni volta che vedete qualcosa che non vi suona bene, perché è normale che in un mondo che ancora ha in mano strettamente a tutti i livelli del deep state, ci siano delle cose che non vanno come noi magari vorremmo che andassero. Succede, però vi posso assicurare che qui si combatte su tutto. Quindi grazie, pronti, perché l'inizio anno sarà scoppiettante, e poi pronti a leggere un pochettino di retroscena sul mio libro, che forse qualche cosa magari vi apparirà un pochettino più chiaro una volta visto anche alcuni dietro le quinte. Avete ascoltato Scuola di Magia,